È una star, non a caso appunto è l'ultimo mulo con le stellette, colui che sostanzialmente è, come dire, è l'icona, ecco, ed è anche binomio inscendibile uomo-mulo. Natali nel 1979, nome di battaglia Iroso da Cappella Maggiore. È lui la star indiscussa della Dunata del Piave. Alla veneranda età di 38 anni, 120 se rapportati ad un uomo, il mulo Iroso è arrivato all'alba e per tutta la giornata la sua postazione davanti alla stazione ferroviaria di Treviso è stata meta di pellegrinaggio. È un evento eccezionale, se non unico nel suo genere, perché un mulo di 38 anni in Italia è introvabile, per di più con matricola alpina, è una cosa più che rara, è un monumento vivente. Coccolato da tutti, Iroso è diventato l'idolo dei più piccoli. Anche a noi ci piace. Sono belli e simpatici. Mi piacciono tanto. Controllato dal veterinario, Iroso è stato guardato a vista per tutta la giornata dal proprietario Antonio De Luca, che nel 92 lo ha salvato dal macello. Iroso, colore baio scurissimo, colore baio, prezzo base euro 600. Per togliere i macellai ho rilanciato e rilanciato perché dietro le spalle avevo ripetuto questa mattina, non so con voi o con chi tenete innocentini, guarda che quello è un macellaio, rilancia, mi è costato 1.250.000 lire. Tanti in coda per vederlo. Sarà un'occasione più unica che rara. Bisogna pensare che erano il mezzo di locomozione della prima guerra mondiale, quindi onore. A visitare il simbolo della Dunata anche il presidente della regione Zaia. È un simbolo, fra l'altro lui è un militare perché anche la matricola nello zoccolo, sullo zoccolo, è un militare a tutti gli effetti. Questa è una vista di tutti i colori, è il caso di dirlo, nasceva nel 79, immaginate quante truppe ha servito, quanti militari ha conosciuto, quanti alpini hanno convissuto con lui.